Sono 50 i posti letto allestiti in terapia intensiva in Veneto per fronteggiare l'aumento dei ricoveri. La situazione dovrebbe mantenersi stabile nelle prossime settimane, ma c'è un dato che va adeguatamente interpretato, quello della percentuale di pazienti vaccinati e non vaccinati, che va considerata in rapporto all'incidenza, ossia va considerato caso ogni 100.000 persone. Il riferimento va fatto alla popolazione di riferimento. Se noi prendiamo il popolo dei vaccinati, che oggi arriva a 3.800.000 circa, poi una cifra variabile. Comunque, di questi 3.800.000, se andiamo a vedere quanti ricoveri escono da questo vaccino, troviamo che si è ricoverato nella prima settimana di novembre un paziente ogni 1.000.000 di abitanti. Ok? Se prendiamo in considerazione l'altra popolazione, cioè gli 800.000 non vaccinati, scopriamo che da questi sono usciti 23 ricoveri e che quindi la loro incidenza è di 27 casi per milione di abitanti. Questa è la lettura che dimostra anche come il vaccino sta proteggendo prima i pazienti ovviamente, ma anche le terapie intensive. Se noi fossimo nella condizione di tutti non vaccinati, con un'incidenza di questo tipo, vorrebbe dire per ogni settimana 130 ricoveri in terapia intensiva. Vorrebbe dire che noi oggi saremo nella stessa identica situazione che avevamo durante la terza ondata con 400 persone all'interno della terapia intensiva.